tragico bilancio dell'incidente di ieri sera a San Donà di Piave. Le vittime hanno 20 e 23 anni, indagato per omicidio stradale l'amico alla guida, i testimoni, una scena straziante. A San Donà è il giorno del dolore per l'incidente stradale in cui sono morti 2 giovani. Il sindaco Andrea Ceresera annuncia il lutto cittadino per i funerali. Nuova spaccata nella notte a Mestre in via Bissuola. Ora basta, facciamo gli sceriffi della città. Lo sfogo ai nostri microfoni del pasticcere. In terraferma in 2 mesi la media di una spaccata ogni 2 giorni. Riforma Cartabia appena entrata in vigore andrebbe modificata con nuovi aggiustamenti. Così sulla neoriforma della giustizia, vista l'escalation di episodi criminali, la gente e un legale del Foro di Venezia. Sciopero e presidio dei dipendenti della Coinea, impresa di call center con sede principale a Maerne. I sindacati chiedono adeguamenti contrattuali e salariali in linea con la professionalità del personale. Cordoglio tra i tesserati della società sportiva Venice Marathon, in lutto per l'improvvisa scomparsa del 56enne amico e tesserato morto durante la mezza maratona di Trieste. A Venezia i primi ciak per il nuovo film di Kenneth Branagh con protagonista l'investigatore belga creato da Agatha Christie, nel cast anche Riccardo Scamarcio. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia, questi i titoli, ma apriamo presentandovi subito il sondaggio di questa sera. Il quesito al quale vi chiediamo di rispondere è questo: tamponi rapidi e intercettazioni, chi ha ragione? Facciamo riferimento a quelle che sono le polemiche degli ultimi giorni e il quesito vede contrapposti 2 protagonisti di quello che è appunto la discussione in atto. Se la vostra risposta è Zaia, il numero 0422 1626691. Se la vostra risposta è Crisanti, il numero 0422 1626690. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring, trasmissione alla quale sarà presente tra gli ospiti proprio il professor Crisanti. E adesso partiamo con la cronaca, con la tragedia che si è consumata a San Donà di Piave. Il bilancio è pesantissimo, 2 morti e 3 feriti. Le vittime avevano 20 e 23 anni, indagato per omicidio stradale l'amico che era alla guida. I testimoni ai nostri microfoni hanno parlato di una scena straziante. Una brutta scena perché avevate infilzati su quel coso là, mamma mia. È una cosa che ancora non ho mai dormito tutta la notte. È stata una scena straziante quella che si sono trovati di fronte residenti e operatori del soccorso poco dopo le 8 della sera in via Lungopiave Superiore alle porte di San Donà, a poche decine di metri dal Ponte della Vittoria. In questa Seat Ibiza azzurra viaggiavano in 5, tutti poco più che ventenni, amici di lunga data, un passato e un presente nel gruppo scout. L'auto, partita da poco dal piazzale delle scuole, era diretta verso il centro della cittadina. La serata doveva ancora iniziare. Quello che è certo è che la traiettoria della Seat è come impazzita, sbandando è andata a finire contro il guardrail che a sua volta si è conficcato nella parte posteriore dell'abitacolo. Sono morti così nel modo più atroce Maria Chiara Guida, 20 anni, e Alessandro Polato, 23. Il botto ha richiamato immediatamente i soccorsi, un allarme generale che ha portato sul posto gli uomini del SU M118 partiti dal vicino ospedale, vigili del fuoco, carabinieri. Estrarli dalle lamiere non è stato facile, interdetta l'area. Mentre per Maria Chiara e Alessandro non c'era più nulla da fare, gli altri 3 sono stati portati al pronto soccorso. 2, il guidatore e l'amico che si trovava a lato passeggero, sono stati dimessi dopo poche ore. Il terzo, seduto sui sedili posteriori accanto alle 2 vittime, è ricoverato in chirurgia ma fuori pericolo. I primi atti di indagine sono già stati trasmessi alla Procura veneziana e al PM Stefano Buccini. Formalmente il ventenne alla guida è indagato per omicidio stradale, anche se sembra acclarato sia risultato negativo all'alcol test e ai primi esami tossicologici. La stessa velocità pare non fosse elevatissima, su un tratto comunque reso viscido dalla pioggia. Forse questo molto banalmente è stato uno dei fattori determinanti. Non si esclude una distrazione. In ogni caso i ragazzi sopravvissuti saranno sentiti nuovamente, superato lo shock di queste ore. Un'arteria trafficatissima ma stretta, quella di via Lungopiave Superiore, molto nota ai turisti diretti sulla costa. Anche su questa potranno essere svolti degli approfondimenti per verificare lo stato del manto stradale e dello stesso guardrail. Paolo Longato abita qui da quasi 50 anni. Qua in giardino ci sono arrivate tante volte, 3-4 volte le macchine e poi sono andate a finire laggiù.
E a San Donà di Piave è il giorno del dolore, una comunità sconvolta. Proclameremo lutto cittadino per i funerali, dice il sindaco. L'ultimo addio ad Alessandro giovedì 12 gennaio alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Pio X. Il giovane capo scout avrebbe iniziato il nuovo lavoro la settimana prossima. Noi abbiamo comunque già deciso che sarà una giornata, quella dei funerali, in cui la città riconoscerà questa grave perdita e quindi di lutto cittadino, ma è un segno giusto di vicinanza che dimostra anche tutta la sua impotenza per quello che si riesce a fare in queste occasioni, in questi contesti. È un dolore profondo quello di San Donà di Piave, comunità che ancora una volta piange delle giovani vittime. Sia Maria Chiara Guida, 20 anni, che Alessandro Polato, 23, vivevano qui con le loro famiglie. Oggi attonite e senza parole. Maria Chiara si trovava nella Seat con il fidanzato, lei sui sedili posteriori, lui davanti al lato passeggero, ed è sopravvissuto. Anche Alessandro era seduto dietro quando il guardrail lo ha colpito. Fra una settimana doveva iniziare il nuovo lavoro in un'azienda di Ceggia. Alla parrocchia di San Pio X lo ricordano tutti come appassionato capo scout, così la sua catechista. Era veramente un bravo ragazzo, un alunno diligente, non si può dire niente. Conosco il papà purtroppo del ragazzo che è deceduto e non so cosa dire, veramente non ci sono parole, porto solo le mie condoglianze a tutte e due le famiglie. Proprio al bar vicino alla chiesa gli amici scout si ritroveranno in serata anche per farsi forza. Sono venuti i ragazzi prima a chiedermi se potevano organizzare, adesso non so cosa organizzeranno, penso faranno un momento di raccoglimento, qualcosa in suo onore, presumo. Verranno qua verso le 6, penso. Sul posto della tragedia anche a Romina ha ceccato la mamma di uno dei 4 angeli deceduti nel 2019 sulla Jesolana. Il fratello della ragazza morta ieri sera era il migliore amico del figlio di Romina. Vi prego, fate qualcosa, la supplica alle istituzioni, i nostri giovani se ne stanno andando. Io chiedo per favore che è ora di finire, di vedere queste famiglie piangere e sentire noi mamme, sentire noi familiari dire siamo morti, perché quando non hai più tuo figlio che ti viene strappato in questa maniera, sei morto. Sul luogo dell'ennesima strage è arrivata anche Romina Ceccato, presidente di Alba, l'associazione dedicata al figlio Riccardo Laugeni, morto sulla Jesolana nel luglio 2019 accanto ad altri 3 coetanei. Stavolta però è ancora più difficile del solito. Romina abita poco distante, conosce bene i familiari di Maria Chiara Guida. Il fratello maggiore, Federico, è stato il miglior amico di Riccardo e con lei si occupa di sicurezza stradale. Lo stesso Federico così ricordava nel corso di una nostra diretta l'amico perso nella tragedia dei 4 angeli. Riccardo era un tuono perché ogni volta che si usciva, anche tra genitori, e quando lo trovavi in piazza, c'era sempre quel razzo di sole che ti spaccava. Oggi Federico è chiuso nel suo dolore per la sorella, preferisce non parlare, così come tutti gli altri familiari dei ragazzi coinvolti. Vogliamo fare qualcosa. Andavano veloci, le strade erano bagnate, la strada non era messa a posto. Ve lo chiedo veramente con tutto il cuore. Basta sofferenza, basta giovani, se ne stanno andando. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Mestre con la cronaca, con l'ennesima spaccata con tombino nella notte alla pasticceria Loredana in via Bissuola, con il pasticcese esasperato che dice adesso basta, facciamo noi gli sceriffi della città. Signor Sindaco, signor Prefetto, datevi una mossa, portate, diciamo, come si può dire, un po', diciamo, come si può dire, di sicurezza. Non ne possiamo più. Io personalmente prendo le mie responsabilità, sono stanco. Se va avanti in sta maniera vorrà dire che farò io sceriffo della città. Lo sfogo dell'artigiano di Mestre dopo l'ennesima spaccata con tombino avvenuta nella notte appena trascorsa verso le 3:30 del mattino in via Bissuola 14H ai danni della pasticceria Loredana della figlia Katia. Lei, disperata e scossa, non se la sente di parlare. Il padre invece sì, è un fiume di rabbia inarrestabile.
fino all'1 di notte, si è preparato il negozio per riaprirlo il giorno dopo che oggi, si è alzata per venire a aprire il negozio e l'ha trovato disfatto. Mestre, con il primato della droga, ha raggiunto un altro record in negativo, si intende, diventando di fatto la capitale delle spaccate, più di 20 ad oggi quelle registrate negli ultimi 2 mesi, vale a dire una ogni 2 giorni. Soltanto a Capodanno alla famiglia dei pasticceri Vanin era stata violata sia la casa della figlia che quella del padre, un assedio senza fine, di più, un vero e proprio accanimento da parte dei banditi. Su una casa dove che ha sempre in quartiere qua furti, ma la nostra vita è tutto un furto. Un'intera comunità, questa di Mestre, sotto assedio dei ladri che agiscono indisturbati, così tanti residenti e commercianti più che esasperati. Soltanto qui al quartiere Aretusa, alla vigilia di Natale, svaligiata un'intera casa dove è stato sottratto dai ladri l'armadietto blindato che conteneva niente meno che un mini arsenale. Città che chiede il pugno di ferro contro questa violenta escalation criminale. Ma non è giusto distruggere la gente, ci vuole delle elezioni. E in merito a come garantire i malviventi alla giustizia con la nuova riforma Cartabia abbiamo sentito il parere di un legale penalista del Foro di Venezia. Con l'escalation di episodi criminali, specie dopo quanto accaduto a Jesolo, con l'impunità di fatto garantita per i malviventi in assenza di una formale denuncia, torna a far discutere la riforma della giustizia con l'entrata in vigore delle nuove norme dell'ex ministro Marta Cartabia. Magari nelle sue intenzioni è più, progressista, però sta dei fatti che le persone non si sentono effettivamente tutelate. In 3 giorni qui la pasticceria ha avuto 2 spaccate in una pasticceria e un'altra nell'altra, e direi che insomma qualcosa si deve fare. Riforma che, a detta della gente, dello stesso legale interpellato sulla questione, non tiene assolutamente in considerazione un altro aspetto, quello più intimo di ogni abuso e violazione, ovvero i danni psicologici e spesso permanenti che ne derivano. È vero che è microcriminalità, ma è quella che è più fastidiosa, è quella che incide più sull'intimità delle persone, è quella che si sente maggiormente, che andrebbe, secondo il mio punto di vista, bloccata prima ancora che nascesse, e quindi occorre un'opera di prevenzione maggiore che non c'è. Quindi la riforma Cartabia, appena entrata in vigore, e già andrebbe modificata, in sintesi, in parole povere, spicciole. Se vogliamo dire proprio così, prima direi proviamola, anche se la prospettiva non è delle più rosee. 18enne arrestato in aeroporto, cercava di imbarcarsi per Venezia con 2,5 etti di cocaina. A Venezia, in centro storico, arrestato un 45enne, era a passeggio con 2 chili di marijuana e hashish. 18 e 45 anni, entrambi spacciatori, pur non conoscendosi, in comune la voglia di sfidare la giustizia e le forze dell'ordine. Il primo, il 5 gennaio scorso, credeva di farla franca imbarcandosi da Catania verso Venezia in aeroporto con addosso 230 grammi di cocaina purissima. Il secondo, invece, mercoledì 4, è stato beccato a Venezia con 2 chili di marijuana e hashish. Entrambi sono stati arrestati. Il 18enne a Catania, durante i normali controlli di sicurezza effettuati dagli agenti della Polizia di Frontiera, e una volta scattato l'allarme per la presenza di oggetti in metallo sulla persona e quindi la scoperta della droga dai funzionari doganali dell'Agenzia dei Monopoli e della Guardia di Finanza. Il 45enne è arrestato a Venezia grazie al fiuto del cane DIP dell'unità cinofila dei Baschi Verdi della compagnia antiterrorismo pronto impiego di Venezia, che in casa dell'uomo successivamente hanno trovato anche 4.500 euro in contanti, denaro e droga posti sotto sequestro, con il 45enne ora ai domiciliari in attesa della convalida. Sciopero e presidio dei dipendenti della Coinea, impresa di call center con sede principale a Maerne. I sindacati chiedono adeguamenti contrattuali e salariali in linea con la professionalità raggiunta dal personale. L'azienda è pronta a sedersi al tavolo. Noi qui siamo in presenza di circa 160 lavoratrici e lavoratori che ormai da
anni chiedono il riconoscimento della professionalità. Ci sono lavoratrici che lavorano in questo call center da 15 anni, sono ancora a livello base. Abbiamo fatto degli accordi che l'azienda non rispetta e addirittura prende per in giro tutte le lavoratrici dicendo che solo 2 persone sono idonee a livello superiore. Poche ore dopo lo sciopero con presidio davanti al suo quartier generale a Maerne di Martellago, la Coinea SRL ha ribadito la disponibilità ad aprire un tavolo di confronto coi sindacati. L'azienda è tra le realtà più importanti in Veneto nel settore di esternalizzazione dei processi aziendali, attività svolta spesso offrendo servizi di contact center ad imprese private ed enti pubblici. Purtroppo le aziende committenti non si rendono conto che tirando sempre più in basso il prezzo nei confronti di queste aziende di call center, poi ne va di mezzo anche il servizio nei confronti delle aziende, dei committenti, dei clienti, degli utenti dei servizi pubblici. Chi lavora al call center è chiamato ad una formazione continua per essere in grado di rispondere alle richieste d'aiuto di informazioni più disparate per 8 ore al giorno, con una forte flessibilità, dicono i sindacati, e cambi repentini di orario. Uno sforzo a cui corrisponde uno stipendio basso, 1.200 a full time, da 800 a 1.000 euro per gli altri. In un comunicato, l'azienda ha scritto di aver recepito con stupore la scelta dei sindacati di procedere allo sciopero senza prima richiedere approfondimenti sui temi contestati. Purtroppo dall'azienda è arrivato il segnale esclusivamente dopo che abbiamo proclamato lo sciopero di disponibilità a parlare per tentare di migliorare quello che ci hanno detto relativamente ai livelli. Il problema è che sono irrisori i numeri che ci hanno dato, perché 2 persone su 135 e negli stessi team leader, che sono quelli che devono formare le persone, una sola persona che venga promosso, effettivamente c'è un problema grosso all'interno di formazione e di valutazione del proprio personale. E adesso le voci, le storie delle lavoratrici della Coinea di Maerne in protesta oggi davanti all'azienda. Prima di tutto quello che chiediamo noi è rispetto, cioè hai a che fare con persone, non con solo numeri. Martina è arrivata con la figlia neonata pur di stare accanto ai colleghi e alle colleghe che scioperano davanti alla sede della Coinea di Maerne. Al di là del caso specifico che ha portato alla protesta in questa azienda, le voci di queste lavoratrici e lavoratori aprono uno spaccato di quella che è la quotidianità di chi è impegnato in un colo contact center. Laura Gavarini è sindacalista della CGIL. La paga media di un full time arriva sui 1.200 euro, ma dobbiamo considerare che queste persone sono quasi tutte part time, per cui andiamo dagli 800 ai 1.000 euro al mese come stipendio per un lavoro che oggi è diventato molto più professionalizzante di un tempo. La giornata lavorativa, lunga 8 ore, si consuma dietro a telefonate per offrire assistenza ad utenti di vari servizi di altre aziende, spesso molto diverse tra loro, come racconta Isabella, che esercita questa professione da una dozzina d'anni. Non so, la bolletta dell'energia elettrica, oppure l'autolettura del gas, oppure l'immondizia, oppure non so, servizi assicurativi, anche noleggio auto a lunga percorrenza. Mi ricordo in un periodo che facevo questo servizio, le persone erano per la strada, si accendeva la spia di un motore e io dovevo dire qual era il problema, secondo un manuale che mi davano. Dopo tanti anni di lavoro si acquisiscono competenze e professionalità che non vengono riconosciute, dicono altre manifestanti. Succede anche da un giorno all'altro che non riceviamo la 13ª e lo scopriamo il 22 di dicembre alle 17:16 perché viene messo un messaggio in bacheca. Le 13esime 2022, precisa Coinea, sono state bonificate il 3 gennaio, in ritardo per una temporanea mancanza di liquidità, causata anche dalla liquidazione di alcune centinaia di trattamenti di fine rapporto, una situazione che l'azienda non aveva mai sperimentato in 20 anni di attività. Cordoglio tra i tesserati della società sportiva Venice Marathon, in lutto per l'improvvisa scomparsa del 56enne amico e tesserato morto durante la mezza maratona di Trieste. Permettetemi di esprimere il mio cordoglio alla famiglia, a Francesca e a tutta la famiglia Di Maglio e da parte di tutti noi della Venice Marathon, ma credo di tutti noi, tutti gli sportivi. Nella voce addolorata e scossa di Piero Rosa Salva, fondatore della Venice Marathon, il dolore per l'improvvisa scomparsa di un amico e tesserato della nota società sportiva veneziana, Manlio Millo, 56 anni, accasciatosi a terra per un improvviso infarto che non gli ha lasciato scampo ieri a Trieste, nel corso della mezza maratona di 21 chilometri davanti alla moglie Francesca. Con la moglie infatti non stava correndo ma stava camminando, quelle andature veloci che appunto si usano in questo caso,
E ovviamente Manlio aveva fatto tutte le sue certificazioni mediche che sono depositate e che sono perfettamente valide, che scadevano annualmente, ma che anche recentemente lui aveva provveduto a fare. La prima a praticargli la respirazione artificiale la moglie, quindi gli addetti alla gara, il soccorso alpino con 12 operatori tra medici e infermieri, infine la disperata corsa in elicottero verso l'ospedale di Udine. Ma ogni tentativo di rianimare il consulente farmaceutico è risultato vano. Poi sentiremo magari gli accertamenti che saranno in corso eventualmente. Manlio Millo, bellunese di nascita, con la famiglia d'origine ancora presente nel quartiere bellunese di Cavarzano, con il padre Omero, insegnante molto conosciuto tra le Dolomiti, da tempo si era trasferita a Mestre con la moglie Francesca e il figlio Davide. Persona di compagnia che amava fare squadra, lo descrive così Rosa Salva. In attesa dalla data dei funerali, nel veneziano già si pensa a come tributarlo. Naturalmente organizzeremo un momento di ricordo adeguato per un amico. A Venezia il primo Chuck per il nuovo film di Kenneth Branagh con protagonista l'investigatore belga creato da Agatha Christie. Nel cast anche Riccardo Scamarcio. Venezia si conferma ancora una volta set ideale delle grandi produzioni cinematografiche internazionali, come testimoniano le riprese del nuovo film del premio Oscar Kenneth Branagh, che torna a vestire i panni di Hercule Poirot in Laguna. Una produzione che ha avuto l'appoggio logistico della Veneto Film Commission, contattata dalla 20th Century Fox già questo aprile, come ricorda il direttore Jacopo Chessa. Due call, una delle quali con Kenneth Branagh, che appunto cercava delle location ideali per questo film su Venezia, per cui abbiamo fatto un programma di luoghi che calzassero con le aspettative della produzione. Dalle prime riprese dei fratelli Lumière, già all'atto di nascita del cinema nel 1896, Venezia continua ad esercitare un'attrazione irresistibile verso le macchine da presa, che soprattutto con le grandi produzioni internazionali si traduce in un robusto ritorno d'immagine e non solo. Significa ricaduta occupazionale sul territorio e poi grandissima promozione. Se pensate che questo film è un Poirot per cui non esistono dei romanzi di Poirot che si svolgono a Venezia, è una forzatura di Kenneth Branagh a cui piaceva l'idea di tornare a girare a Venezia. Dagli spot pubblicitari alle serie televisive, il Veneto è scelto spesso come set, un'attività che oltre al suo significato artistico, per quanto riguarda opere d'autore come quella in lavorazione in questi giorni, si traduce anche in economia. Per quanto riguarda le produzioni, diciamo in cui la regione più direttamente coinvolta, ovvero sostenute anche con un fondo regionale, abbiamo tutte le cifre e ti posso dire che per ogni euro investito, ogni euro pubblico investito, vengono spesi circa 5 sul... È davvero tutto, vi lascio come sempre le previsioni meteo, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento, torna il bel tempo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 10 gennaio. Sul Veneto ampio soleggiamento, i forti venti di maestrale spazzeranno via le nubi rendendo il cielo praticamente sereno come non si vedeva da parecchio tempo. Temperature con variazioni di carattere locale, minime tra -1 e 3 gradi, massime invece tra 8 e 13 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche in questo caso tanto sole, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la nostra regione. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con venti settentrionali localmente forti, soprattutto in quota. Temperature minime sotto 0, massime sui 4-6 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.